mettere una tassa o pagare una tassa è sempre una cosa che dispiace a tutti e questo bisogna mettere, però bisogna vedere qual è l'obiettivo di questa tassa. Se partiamo da qualsiasi cittadino non vorremmo che assolutamente mai si dovesse pensare di avere ulteriori aumenti. Se guardiamo come imprese non è sicuramente la stagione migliore, noi diciamo zero sarebbe meglio, se si fa qualcosa deve essere strutturale e soprattutto capace, magari anche una tantum, di dare soddisfazione a chi comunque oggi nelle proprie imprese non è che goda di benessere più di prima, ma semmai deve riuscire a rimanere a galla. Gli aumenti dell'IRAP non piacciono soprattutto perché avvengono con la produzione manifatturiera al meno 1,2% su base annua. I dati del secondo trimestre 2024 presentati da Union Camere Veneto mostrano un quadro ancora debole con una variazione congiunturale destagionalizzata del meno 0,5%. La resilienza delle imprese venete è talmente forte che ci ha fatto superare dalla pandemia ad altre problematiche, quelle energetiche, quelle delle guerre, quelle del Medio Oriente e così via. Quindi il fatto che ci sia sempre stata questa forza e che ancora i dati denotino una sostanziale stabilità non è una preoccupazione. La preoccupazione è che questa crescita economica che ci aspettavamo non c'è stata e che ci sono dei settori che continuano a essere settori in difficoltà, come il mondo della moda, come il mondo dell'automotive, quella della lavorazione dei metalli, che sono delle aree che sono in continua decrescita in questo momento. Mentre dall'altra parte il mondo dell'alimentare, il mondo della gomma, della plastica e altri fattori stanno invece dimostrando una crescita importante. Bene anche nel comparto del turismo e dalla domanda estera con ordini cresciuti del più 1,9% rispetto all'anno precedente. La domanda interna ha segnato un lieve calo del meno 0,4% su base tendenziale. Il fatturato totale ha registrato una diminuzione del meno 0,8% su base annua.